In meno di 2 ore oltre 50 interventi sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Mestre, che nel pomeriggio hanno avuto un gran da fare per soccorrere chi è stato sorpreso dal fortunale che ha scaricato acqua e vento forte nel veneziano. I danni maggiori fra Noale, Salzano e Maerne, dove i pompieri si sono precipitati per il taglio di numerose piante cadute sulle strade, sulle abitazioni e sulle macchine in sosta. Fortunatamente il maltempo non ha causato il ferimento di persone, ma la paura è stata tanta. Sotto shock gli occupanti di una barca che si trovava nei pressi di San Giuliano e che il vento ha rovesciato. L'imbarcazione è stata recuperata dai vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo i passeggeri finiti in acqua. Interventi anche a Martellago, Campagna Lupia, fra la riviera del Brenta e il Miranese fino a San Donà di Piave. L'ondata di temporali potrebbe proseguire fino alla mattinata di mercoledì, secondo le previsioni dell'ARPAV. Il Centro di Protezione Civile regionale ha perciò prorogato lo stato di attenzione fino alle 8 del 26 luglio ed è valevole per tutto il territorio regionale.